Buonasera a tutti, appunto, benvenuti a questa ultima settimana della rassegna letteraria sul filo del discorso, il primo dei due appuntamenti. Questa sera la rassegna propone lo spettacolo teatrale dal titolo La Grazia, con Gavino Murgia, Valentino Mannias e il tenore Goine di Nuoro. Lo spettacolo prende spunto da uno dei racconti più affascinanti di Grazia Deledda, contenuto nell'ultima raccolta di novelle Sole d'estate pubblicata prima di morire. La Grazia è uno dei racconti più suggestivi ed affascinanti di tutta la produzione dell'Addiana, che narra delle difficoltà iniziali della giovane scrittrice, ma anche di un incontro tra il magico e il reale con una donnina nera, non troppo dissimile dalle Giana, le fate della tradizione sarda. Una storia profonda e fantastica, umana e dolorosa. Come dicevo, domani concluderemo la rassegna e lo faremo in Piazza della Biblioteca con uno spettacolo musicale dal titolo Un mondo a più voci. Fossati, Guccini, Conte e De André, interpretati e raccontati dai loro musicisti Ella De Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari. Per quanto riguarda gli appassionati di Grazia Deledda, volevo segnalare un'iniziativa organizzata dall'associazione Insula Felix. Domenica 5 agosto alle ore 21 in via Dante ci sarà appunto Grazia Deledda per immagini, un racconto attraverso la trasposizione cinematografica delle opere appunto della scrittrice sarda. Lascio la parola all'assessore Sabrina Serra per un saluto conclusivo di questa rassegna, ma poi prima di iniziare la serata ci sarà una piccola sorpresa. Grazie Marco, buonasera a tutti. Finalmente, anche se in finale, siamo riusciti a fare una delle puntate della nostra rassegna in questa piazza. L'Enel ha lasciato la corrente da gennaio che ci abbiamo provato e oggi, proprio questo pomeriggio, abbiamo avuto l'allaccio definitivo, però meglio tardi che mai. Ora la piazza avrà un allaccio comunale, quindi potrà essere utilizzata per tanti altri eventi. Ringrazio Don Gianni, quindi la parrocchia di San Paolo, perché comunque accoglie questo evento nella seconda parte all'interno della parrocchia, e ringrazio tutti voi perché tantissimi di voi hanno seguito la rassegna e hanno seguito tutte le nostre serate. In realtà appunto domani sarà l'ultima serata, ma avremo anche una piccola sorpresa prima dell'inizio dell'anno scolastico che sarà il 13 settembre, ma vi faremo poi sapere maggiori dettagli, quindi già segnatevi quella data e faremo un evento nella piazzetta della biblioteca. Detto questo, io Marco ti voglio ringraziare te e tutto il personale dipendente della biblioteca che veramente lavora costantemente con impegno e con tanto entusiasmo. E proprio grazie anche a questo lavoro che la nostra rassegna per la prima volta ha vinto il bando regionale, quindi abbiamo avuto un importante riconoscimento dalla Regione Sardegna e quindi è in questa direzione che vogliamo andare per valorizzare la nostra biblioteca, i nostri eventi, e lavoreremo, come abbiamo già detto alla presentazione della rassegna, per portare anche la nostra rassegna al Festival del Libro, alla Fiera del Libro di Torino. Quindi questo è un impegno veramente che ci siamo presi e che sicuramente riusciremo a realizzare. Per ultimo invito a venire qua sul palco Velia e Ottavio Cervo, perché proprio stasera l'Archivio Mario Cervo, come sapete, ogni anno premia 5 lavori discografici e proprio uno di questi premi verrà dato a Gavino Murgia. Quindi quale migliore serata per consegnargli questo premio da parte dell'Archivio. Ringrazio veramente anche voi per l'importante lavoro che fate per la nostra città, insieme anche alle altre associazioni culturali della città di Olbia. Grazie. A questo punto dobbiamo chiamare Gavino Murgia. Allora, quest'anno il premio discografico è arrivato alla 4ª edizione. Quindi è arrivata alla 4ª edizione e quest'anno sono stati premiati 5 grandissimi artisti, tra cui Gavino Murgia. Purtroppo il giorno della serata, o per fortuna, per fortuna perché si trovava a Barcellona se non sbaglio, non è stato presente. Naturalmente ci ha mandato un saluto, ci ha mandato una registrazione del nuovo CD che sarà in concorso anche il prossimo anno, e quindi non abbiamo potuto consegnare il premio.
Quindi questa è stata un'occasione buona, quindi ringraziamo il direttore della biblioteca Marco Ronchi e l'assessore Sabrina Serra che ci ha ospitato in questo palco per poter consegnare questo premio. Vabbè, il premio è stato assegnato per il disco che è uscito nel 2017, che è un disco che si intitola Endless, precede quello che invece è uscito adesso 3 giorni fa, sempre in quartetto. Gabbiano Murgi è un artista molto prolifico, oltre che essere uno degli strumentisti più apprezzati attualmente in Europa. Quindi grazie ancora da parte mia alla biblioteca e all'assessore, e consegniamo il premio. Volevo ricordare che il premio come è nella tradizione del premio discografico Mario Cervo, è un oggetto che viene realizzato appositamente in pezzo unico da un artista sardo, e cerchiamo sempre di trovare degli oggetti che uniscano come d'altronde l'archivio, l'innovazione e la tradizione. In questo caso è un oggetto molto particolare perché racchiude all'interno di questo cilindro in resina, quindi la parte innovativa, dei pezzi di pane carasau, quindi l'essenza della tradizione sarda. Lo scultore si chiama Alessandro Lobino, che ringraziamo ancora per averci concesso questi premi. Grazie a tutti e buona serata. No, volevo chiudere giusto un attimo, ringraziare l'Archivio Cervo e la famiglia Cervo per avermi assegnato questo premio, che è molto prestigioso. Per chi non lo sa, Mario Cervo è stato il più grande collezionista, nonché colui che ha reso possibile la creazione quasi del corpus dell'intera produzione musicale sarda di tutto il Novecento e fino a oggi. Quindi un grande premio che prende il nome da uno dei più importanti esponenti dell'etnomusicologia. Riceverlo oggi qui a Olbia, in casa sua, da parte della famiglia e dell'archivio, è veramente un grande onore per me. Grazie. Grazie a tutti. Vi do soltanto una comunicazione: come si svolgerà lo spettacolo. Lo spettacolo, come ho detto poco fa, è diviso in 2 parti. Una prima parte si realizzerà qui nella piazza Santa Croce, durerà circa 15 minuti, dopodiché in processione seguiremo uno degli attori e tutti insieme lasceremo le sedie di piazza Santa Croce per dirigerci all'interno della chiesa di San Paolo, dove si svilupperà l'intero spettacolo e lì troverà la sua conclusione. Per ora grazie e buona serata a tutti. Come nei sogni che aboliscono il tempo e la distanza, ma anche con quella luce di angoscia misteriosa che illumina i sogni e fa sentire all'anima sopita la vanità della visione, mi rivedo sul ciglione, sopra la valle pietrosa, poco distante da certe rocce scavate con le aperture basse che non mi permettevano di penetrarci, le domus deianas, i celebri monumenti megalitici, abitazioni o tombe preistoriche dove la fantasia del popolo fa ancora abitare certe piccole fate generose o malefiche a seconda dei casi. Il cielo ad occidente sembra tutto di carminio. Sopra il versante opposto della valle e al suo riflesso le foglie dei lentischi sembrano tante fiammelle. Come l'esule che fissa l'orizzonte pensando alla patria perduta, io sto a sedere su un macigno e penso che dunque la mia carriera letteraria è finita. E ti confesso i miei peccati. Non mi confesso né da preti né da frati, solo da te, Signore mio, il severo, misericordioso e pieno d'allegria,
grazia che ti domando a cansata mia. Calice d'oro, calice di a te mi invoco, a te mi inclino, e ti confesso i miei peccati, non mi confesso né da preti né da frati, solo da te, Signore mio, il severo, misericordioso e pieno d'allegria, la grazia che ti domando a cansata mi sia. Calice d'oro, calice di a te mi invoco, a te mi inclino, e ti confesso i miei peccati, non mi confesso né da preti né da frati. Confesso i miei peccati, non mi confesso né da preti né da frati, solo da te, Signore mio, il severo, misericordioso e pieno d'allegria, la grazia che ti domando a cansata mi sia. Calice d'oro, calice di a te mi invoco, a te mi inclino, e ti confesso i miei peccati, non mi confesso né da preti né da frati, solo da te, Signore mio, il severo, misericordioso e pieno d'allegria. A te mi invoco, a te mi inclino, e ti confesso i miei peccati, non mi confesso né da preti né da frati, solo da te, Signore mio, il severo, misericordioso e pieno d'allegria, la grazia che ti domando a cansata mi sia. Calice d'oro, calice di a te mi invoco, a te mi inclino, e ti confesso i miei peccati, non mi confesso né da preti né da frati, solo da te, Signore mio, severo, misericordioso e pieno d'allegria, la grazia che ti domando a cansata mi sia. Calice d'oro, calice di pregare, a te mi invoco, a te mi inclino, e ti confesso i miei peccati, non mi confesso né da preti né da frati, solo da te. Quella volta vi andai per una ragione apparentemente pratica. Mio figlio prendeva parte ad un concorso importantissimo, dall'esito del quale dipendeva il suo avvenire economico e sociale. Più che sicuro di sé, lui rifiutava sdegnosamente ogni raccomandazione, ma una piccola, diretta raccomandazione alla Madre di Dio non ti costa neppure la spesa del francobollo, non corre pericolo di gentili rifiuti o di vane promesse. Vado, dunque, in chiesa e scelgo una chiesetta che un tempo frequentavo in un sobborgo della città. È vecchia, povera,
ma con avanzi di mosaici e di vetri storiati, e dai finestroni aperti si vedono 2 pini, avanzi anch'essi di un antico parco. Si sente l'ultimo garrire delle rondini e le cantilene dei bambini che giocano e danzano nelle strade, accompagnano il mormorio delle preghiere. La sera è calda, È afosa, odorosa di polvere, ma anche c'è un lontano profumo campestre. Sembrerebbe di essere in un villaggio per la genterelle che affolla la chiesetta, se subito dietro i pini non si intravedessero le facciate di quelle bianche costruzioni popolari a molti piani con le finestrelle e le terrazze festonate di stracci che solo a guardarle stringono il cuore ai vecchi poeti e alle ricche donne sentimentali. Dentro la chiesetta però, nella rosea penombra, si stava bene. Cerie del tramonto. Si ha un bel dire, ma la casa di Dio è sempre la miglior casa dell'anima nostra ancora bambina. Ci si rifugia e ci si riposa, sicuri della protezione di un Padre al quale nulla sfugge dei nostri più intimi desideri. Queste cose parlava, sporgendosi dal piccolo balcone merlettato dell'antico pulpito, il giovane frate bruno e calvo, quando nel silenzio intenso che accompagnava il suo sermone vibrò prima lieve e sottile il lamento che pareva quello di un bambino malato o abbandonato. Veniva da una delle case, queste più vicine, e usciva libero da una finestra aperta e pioveva giù dal finestrone a sinistra della chiesa, e pioveva, sì, con una forza naturale, come un filo d'acqua, un raggio melanconico di luna. Pensai di essere io sola a sentirlo, ma subito accanto a me la folla delle donne, tutte con la testa coperta di poveri fazzoletti, ne distinsi una, ancora giovane, con un velo di merletto nero messo alla spagnola sui capelli chiari, che porgeva un'attenzione quasi angosciosa al lamento infantile, mentre questo si faceva sempre più alto, supplichevole e insistente. Tutte incantate ad ascoltare la bella voce profonda e grave del predicatore, le altre donne non sentivano altro. Fu piuttosto un sospiro di quella signora dal velo nero che fece volgere la testa a una vecchia accanto a lui, a spalancare l'occhio come al segno di un pericolo, i suoi verdigci stralunati. Nell'accorgersi che lui si fissava al vuoto del finestrone, anche lei sollevò
il viso e si ingrancrinzì tutta di pietà e di sdegno, mentre la creatura che emetteva il lamento, quasi accorgendosi della nuova attenzione, la raddoppiava, facendolo scoppiare in un pianto sconsolato, sibilante di richiami urgenti e disperati. Parevano gridi di un infelice tormentato sveglio dai ferri di un chirurgo. E la vecchia disse a voce alta: ma è uno stento, povera creatura, cosa l'ha di fatto? Il signor Boldino ricordava di aver sentito da sua madre che se uno, entrando per la prima volta in una chiesa, domanda fervidamente una grazia, questa gli viene concessa.
non vedendo uscire dalla camera il signor Poldino, vi rientrò silenziosa, vide la finestra ancora aperta e sullo sfondo viola, su una colonnina della terrazza, una lucerna d'argento. Era la luna nuova. I due vecchi sposi stavano lì, con le mani strette, gli occhi aperti verso il cielo. E prima di chiamare i familiari, la suora chiuse loro questi occhi, che adesso si guardavano nell'eternità, lieti per la grazia ricevuta.
Francesco Pintori, Stefano Marella, Antonello Mura, Tenore Gordi, Valentino Manias. Io sono Gabriele Murgia, grazie a tutti. Grazie a Biblioteca, comunque, Marco Ronchi, Antonello Budroni, tutto lo staff che ha contribuito